tutti, mi trovo a Nughedo Santa Vittoria e questo è un angolino della chiesa principale. Sono stata catturata, la mia attenzione è stata catturata da un una nutrita folla davanti nel sagrato della chiesa, perché davanti alla chiesa e allora ho parcheggiato e siamo venuti a curiosare. Oggi, 25 luglio, è il patrono di Nughedo Santa Vittoria e vi voglio mostrare la loro bellissima chiesa dedicata a San Giacomo, appunto il patrono. Siete curiosi? Allora, aiuto! Bene, questa è la parrocchia e oggi, 25 luglio, è la sua festa, il patrono San Giacomo. Vedete, questo è l'interno, bellissimo, con Sant'Antonio Abate, il suo porcellino, la Madonna e il Bambino Gesù e ancora altre statue che sono un po' lontane. L'inconfondibile San Pietro con le chiavi, guardate che bella questa statua così colorata. Qui c'è proprio lo stendardo di San Giacomo Apostolo e ancora qui un'altra bellissima tecca con un santo. Al seno di questa tecca c'è San Basilio. In questo paese c'è una chiesa a lui dedicata e si trova in campagna. Il prossimo mese inizierà il novenario. La chiesa è stata decorata con delle splendide rose arancioni. Vedete, l'altare è di una semplicità ma di un'eleganza unica in questa navata crociera. Ed ecco San Giacomo, il santo di oggi. In nostra zona lo chiamiamo così, Santo Iacco. E come loro abbiamo in comune questa parola vittoria. Loro ce l'hanno nel nome del paese e noi ce l'abbiamo nella nostra maestosa montagna. Tutta la chiesa è composta da delle cappelle, tante cappelle laterali, una grande navata centrale, Santa Lucia, Sant'Antonio di Padova, Santa Rita. Ed è veramente una meraviglia, un piccolo gioiello. Da questa splendida chiesa a tutti Giacomo invio affettuosissimi auguri e a Sibirisanus.